Io non condivido questa livella che lascia a casa professionisti come il dottor Nordio, che ha dimostrato il suo valore. Il procuratore aggiunto di Venezia Carlo Nordio è in pensione. Il compimento del 70° anno d'età rappresenta un limite per il quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha dovuto disporre il suo collocamento a riposo. Trevigiano di nascita, Nordio lascia la toga al termine di una carriera quarantennale. Entrato in magistratura in uno degli anni più drammatici del terrorismo, il 1977, indagò sul filone veneto delle Brigate Rosse, per poi condurre altre inchieste importanti degli ultimi decenni, tra le quali spiccano quella su Tangentopoli negli anni 90 e nell'ultimo periodo l'inchiesta sul Mose. Una carriera intensa, come ricordato anche dal presidente della regione. Se ne va dalla magistratura veneta un magistrato che ha fatto grande questa regione, un magistrato che ha saputo essere rigoroso ma anche rispettoso, un uomo di cultura che ha saputo anche molto spesso dare delle letture, anche a volte controcorrente, dei fatti che accadevano. Scrittore ed editorialista per diversi quotidiani, Nordio è stato anche presidente della commissione ministeriale per la riforma del codice penale. In attesa della nomina di un sostituto, la procura veneziana è retta dall'aggiunto Adelchi D'Ippolito. Io però mi rifiuto di pensare che il dottor Nordio passi alla pensione, farà sicuramente qualcos'altro e terrà alto l'onore dei veneti.